oggi il secondo appuntamento nella regione del Veneto del progetto Fondamenta realizzato dalla Federazione Italiana Teatro Amatori in tutte le regioni d'Italia e nella nostra regione del Veneto in collaborazione con il Comitato regionale Fitta Veneto. Anche in questa seconda volta grande soddisfazione da parte nostra per l'ampissima partecipazione del pubblico nella giornata finale di presentazione, ma anche per la grande adesione di tutti i ragazzi che sono rimasti coinvolti e interessati per la proposta che abbiamo realizzato nel comune di Monticello questa volta e a giugno scorso nel comune di Adria. La collaborazione nel caso di Monticello per quanto riguarda l'ente terzo che ha partecipato è stata trovata nel presidio riabilitativo Villa Maria, ottima esperienza che va a completare quella già fatta a giugno con età un po' più mature e che ci conferma ancora una volta che il teatro è un grandissimo strumento non solo di socialità ma anche di didattica, di coinvolgimento e di maturazione e di crescita. Nel Barcarolo, son dell'arte e sono gentile, sulla mia barca se tu vuoi venire, noi andremo in alto mar. Sulla mia barca se tu vuoi venire, noi andremo in alto mar. Oggi in questo splendido teatro rinnovato, Teatro Roy rinnovato e inaugurato da pochi giorni, si è conclusa da 3 giorni del corso organizzato da Fitta Veneto, Federazione Italiana Teatro Amatori, denominato Fondamenta, Teatro per il Sociale, che quando ci è stato proposto dalla Federazione Veneta, noi come amministrazione l'abbiamo accolto veramente con grande favore. Perché? Perché riteniamo che quando si lavora per i giovani, quando c'è la possibilità di coinvolgere i nostri giovani, e nel caso specifico qui a Monticello con Teotto sono stati coinvolti i ragazzini di età delle primarie, quindi dagli 6 ai 12 anni al massimo, dell'istituto di Villa Maria, ci ha fatto veramente molto ma molto piacere. I 3 giorni sono stati molto intensi come lavoro e hanno creato un clima veramente piacevole per i ragazzi, che ieri, i ragazzini di Villa Maria, ieri hanno potuto per la prima volta calcare le scene di un teatro e oggi, aiutati dai loro insegnanti che si sono formati in questi 3 giorni, hanno concluso con uno spettacolo di burattini che è stato veramente bello, divertente, emozionante e anche commovente per certi versi, perché vedere questi ragazzi che si divertono, che gioiscono, che si sentono inseriti nel sociale, nella comunità è la cosa più bella. Da parte mia e dell'amministrazione qui di Monticello con Teotto ci sarà sempre la massima disponibilità per accogliere eventi e manifestazioni di questo tipo, perché la cosa più bella a questo mondo è quella di vivere assieme, vivere in pace, coinvolgere tutte le persone perché si possa crescere tutti assieme e vivere soprattutto, ripeto, in pace. Bene, allora conclusa la seconda tappa di Fondamenta, una rete di giovani per il sociale qui a Monticello con Teotto. Devo dire con grande soddisfazione da parte di tutti, sia dei professori che hanno condotto i corsi, sia dell'Istituto Villa Maria, dal presidio riabilitativo di Villa Maria che ha messo a disposizione i bambini per questa esperienza nuova di linguaggio teatrale che ha una finalità diversa da quello che può essere un divertimento, ma che ha una finalità sociale di creare cioè delle relazioni con il mondo della disabilità. Direi che l'esperienza è stata positiva, io sono molto soddisfatta di questo progetto condotto appunto da Fitta regionale e da Fitta nazionale e quindi devo ringraziare di cuore per il progetto che è stato portato avanti. È senz'altro un'esperienza positivissima perché è stata fatta fuori dal contesto del presidio Villa Maria. Il fatto è di farla fuori dal contesto riabilitativo permette di vedere veramente l'inclusione dei bambini nella società. Bambini che hanno saputo dare il massimo
perché conoscendoli, dico, sono stati non bravi ma bravissimi, e soprattutto vedere la loro gioia, ma la gioia anche dei genitori, che l'ho intravista nell'espressione degli occhi, nell'attenzione con cui ponevano verso il loro bambino, ma soprattutto nel venire anche a ringraziare adesso che eravamo fuori, così a dire grazie dell'opportunità che ci avete dato. Personalmente devo ringraziare il Comune di Monticello con Teotto, dal sindaco all'assessore, al presidente del Teatro Amatori e dal vicepresidente, il signor Aldo Giordano. Ci ha dato veramente una grande soddisfazione di poter far parte di questa manifestazione, io dico teatrale, ma io dico manifestazione di gioia, perché vedere i bambini gioire è la nostra gioia, in questa società dove si vede solo sofferenza. Grazie. Bene, è con grande soddisfazione che abbiamo chiuso anche questa edizione di Fondamenta nel Veneto. Risultati, scusate, io uso raramente i superlativi, ma dobbiamo dire eccezionali. È un progetto che sta ottenendo risultati impressionanti in tutta Italia e anche qui nel Veneto si è ripetuto. Un ringraziamento vorrei rivolgerlo a quanti si sono adoperati a livello nazionale per creare questo progetto, e un ringraziamento particolare in questo momento a Fita Veneto che si è adoperata per realizzarlo qui, oltre naturalmente al Comune di Monticello con Teotto che ci ha ospitato.